L'intervento, seppur tampone, arrivato dopo una lunga scia di polemiche, proteste e tavoli tecnici, ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo. Da una decina di giorni, a distanza di quasi 3 mesi e mezzo dal crollo, sulle viadotto Verdura, siamo sulla statale 115, la circolazione è tornata infatti a doppio senso di marcia, ma l'obiettivo resta la realizzazione di un nuovo ponte, un impegno assunto dai vertici dell'ANAS già nelle ore successive alla frana. Impegno mantenuto, il progetto è stato puntualmente predisposto e presentato ieri al comune di Ribera. L'opera, che sarà un mix calcestruzzo o acciaio, potrà essere pronta, secondo le previsioni, tra meno di un anno. Verrà realizzata nella parte più stretta del corso d'acqua. Ecco le caratteristiche tecniche. Il viadotto sarà lungo 230 metri, avrà 4 campate, la carreggiata sarà di 7 metri con 1,5 metri di banchina. È prevista anche una rotatoria nei pressi dell'attuale svincolo per la statale 386 e per Ribera. Se tutto andrà per il verso giusto, i lavori per la costruzione della struttura, i cui costi si aggirano sugli 11 milioni di euro, compresi gli espropri, gli oneri tecnici e la rimozione del vecchio ponte, verranno appaltati prima di fine anno.